anche delle colorite diatribe, no? Sui social. Però l'intenzione dell'amministrazione era quella proprio di mettere una statua che avesse una storia, un motivo. Per presentare il Leone di Venezia, per presentare il tipo di manufatto, di opera che abbiamo deciso di mettere sulla colonna, abbiamo organizzato 2 incontri, qua il giovedì scorso e questa sera, con Rancan e con Rosetta. E ci sarà il sabato, inizierà sabato mattina una mostra sul Leone Marciano in Palazzo Pisani, quindi con documenti, manifesti, un annuncio speciale delle poste, francobolli, cartoline, insomma, ecco. Quindi diciamo che abbiamo voluto proprio anche con l'assessore Gaspari, che è l'assessore ai lavori pubblici, abbiamo proprio voluto dare o rivestire di un aspetto culturale anche quell'intervento lì che è stato fatto. Quindi grazie per aver voluto approfondire anche l'argomento. Penso che sarà una serata interessante, perché Gino Rancan porta sempre una ventata di cultura e di notizie, magari anche di curiosità che sono un po' fuori dalla portata, diciamo, delle persone comuni. Volevo dare la parola all'assessore Gaspari, se vuol fare intanto un saluto e invitarvi tutti quanti per l'inaugurazione, che sarà sabato sera alle 9 in piazza, e alle 8:30 inaugureremo la mostra, anche se la mostra sarà aperta dalla mattina. L'inaugurazione della mostra sarà alle 8:30 di sera, poi con un corteo con le guardie con i costumi, le guardie veronesi con i costumi delle guardie e gli schieroni. Sì. Arriveremo in piazzetta e lì praticamente verrà spiegata la bandiera, la divisa e ecco fatta l'inaugurazione della piazza. Prego. Grazie, no niente, io volevo solo ringraziare tutti quanti le persone presenti per essere qua con noi questa sera a sentire un attimino il Lione come la storia del nostro Lione. Ringrazio Rancan per quello che sta facendo e vi voglio annunciare, sabato sarà una serata veramente fantastica, perché la festa verrà fuori veramente alla grande, perché abbiamo parecchi militi, addirittura 24-25 militi, erano partiti... No, 12 sono. No, erano 7-8. Sì, io sono tanti 12, forse 16. Vedrai che verrà fuori una festa veramente eccezionale, per cui vi invito tutti quanti a essere presenti e poi ci sarà un rinfresco per tutti quanti. Grazie a tutti. Grazie. Ringrazio le 2 autorità, il vice sindaco, la signora Lovigo e il signor Gaspari, che è assessore, che è stato promotore, tra altre cose, non di questa serata, ma promotore, diciamo, di tutta l'iniziativa del monumento con il leone, che, come ha detto lei, ha suscitato perplessità più che... il problema che io considero, che ho sempre valutato fin dal primo giorno in cui ci siamo incontrati l'anno scorso, per cercare di far capire il significato di questo animale messo su una colonna, che è un po' diverso dal classico leone che noi siamo abituati a vedere nelle varie piazze o sui vari monumenti, o anche storicamente parlando sulle porte delle città, di molte città, Treviso, Verona, poi tutta la costa dalmata, tutte le città d'Azzarra, Sebenico, Spalato, sui loro ingressi, storicamente parlando, hanno ancora l'impronta del leone. Si sono salvati perché qua in Italia, o meglio nella Repubblica di Venezia, quasi tutti sono stati abbattuti con l'arrivo dei francesi, e abbattuti più che dai francesi sono abbattuti dagli abitanti della Repubblica Veneta. Forse no, avevano qualche rivendicazione in confronti della Repubblica. Comunque era diventata una moda, anzi, per la verità. E quello che io ho pensato assieme ai 2 assessori era di dare spiegazione di cosa vuole dire mettere un leone in piazza Aronigo. L'idea ovviamente era nata perché in effetti fino a 200 anni fa
in piazza Lonigo, proprio nella piazza principale, c'era un leone su una bella colonna alta, più alta di questa devo dire, e era un leone di pietra, non di bronzo, che purtroppo con l'arrivo dei francesi dell'opera dei cittadini di quella Lonigo è stato abbattuto e è stato messo al suo posto l'albero della libertà, un palo con dei fiori girando attorno. Questo per dire cosa vuol dire la storia. Però per quasi dal 1404 al 1797 Lonigo aveva il suo leone. E il leone è quello che voglio spiegarvi stasera cosa significa, ma non tanto leone come animale, ma come simbolo di San Marco. La settimana scorsa il professor Rossetta ha parlato del leone di San Marco, ha raccontato la sua storia antica, cioè come quella statua è arrivata a Venezia, che era un rudere praticamente, senza ali, senza coda, senza zampe, e poi è diventato il leone che noi ancora adesso, dopo quasi 1000 anni, saranno 900 anni, non si sa il giorno preciso dell'anno in cui è arrivato a Venezia, è stato posizionato in piazza San Marco, San Todaro, cioè San Teodoro su una colonna, e l'altro a fianco c'è questo leone. Ma quello che a noi interessa e che stasera voglio illustrarvi è perché quel leone lì è diventato il simbolo della Repubblica di Venezia. Vedo il signore che sta davanti qua, una mascherina con un bel leone su una bandiera rossa, ma non è che è nato dalla mattina alla sera perché la Repubblica di Venezia un bel giorno ha detto mettiamo sullo stemma, sul nostro gonfalone il leone, e quel leone che sta in piazza lì a fianco sulla colonna diventerà il nostro patrono San Marco. Niente, quello che io volevo proprio spiegare è, prima cosa, Rossetta ha spiegato che quel leone non è quello della Repubblica, è il leone che è probabilmente di origine assiro-babilonese, cioè molto antico, avrà 2-3 mila anni, che è stato trasformato in leone della Repubblica. Invece io vi voglio spiegare proprio dalla letteratura, ma dalle origini, perché il simbolo della Repubblica di Venezia, anziché essere un'aquila, un cane o un cavallo, come tante altre città, ha avuto e ha, ancora adesso, come ricordo, la regione Veneto ha il leone. Allora, cominciamo a dire che tutti noi conosciamo, scusate se mi muovo un po' con difficoltà perché è un piccolo incidente domenica. E quello che interessa a noi sapere è che San Marco lo conosciamo tutti, è uno dei 4 evangelisti che hanno portato in giro del mondo la parola di Cristo. Anzi, secondo le antiche fonti e i primi cristiani, San Marco è il primo evangelista, ma quello che in modo più profondo ha elaborato il significato dell'essere Cristo, cioè da uomo che diventa uomo, diventa diciamo Dio, ma poi in qualche modo risorge, muore e risorge, mentre gli altri raccontano delle sue parabole, raccontano molto della vita quotidiana vissuta da Cristo. San Marco, che ha un Vangelo non molto lungo, entra molto nel conoscere nell'intimo del significato della figura di Cristo. Per cui è stato considerato sempre il maestro dei 4 evangelisti. San Marco non si sa dove è nato, e neanche quando è nato. Qualcuno ha detto che è nato a Cipro, altri hanno detto in Palestina, qualcuno dice a Gerusalemme. C'è solo un piccolo riferimento nel suo Vangelo, in cui si parla di un ragazzo vestito di un lenzuolo, coperto da un lenzuolo, che la sera in cui Cristo è stato arrestato sul Monte degli Ulivi, fugge, scappa, spaventato, e nella fuga abbandona il lenzuolo, lo perde e fugge nudo. Qualcuno pensa che in effetti quello, non c'è motivo per cui racconti questo, potrebbe essere stato San Paolo da piccolo. Cresciuto, a un certo momento lui compare improvvisamente a fianco a San Paolo, parliamo di San Marco, nei primi attorno agli anni 60, dunque dovrebbe aver avuto una quarantina d'anni, se consideriamo che era piccolino quando Cristo è morto. Poi a un certo momento segue San Pietro fino a Roma. San Pietro lo manda al nord dell'Italia, in questa regione, la 10ª regione, dove veniva la famosa 10ª legione, anche romana, e raggiunge la capitale di questa parte dell'Italia, Aquileia. Aquileia era una base romana, una base militare, e anche, tra altre cose, la città più popolata, la terza città popolata dell'impero romano. Lì
comincia a predicare e fonda praticamente la chiesa di Aquileia. Resta qualche tempo, dicono che inizi proprio lì a scrivere il Vangelo, e a un certo momento viene richiamato a Roma. Parte e nel suo percorso per andare a Roma, una sera arriva, ovviamente si costeggiava il mare con la barca, si arriva sulla laguna di Venezia e lì si appisola con tutti i viaggiatori, in un certo momento si deve posare, e nel sogno, la leggenda racconta, gli appare un angelo in forma di leone o con le ali come un leone che gli dice: tu riposerai qua, poi meglio il tuo corpo riposerà qua. Prosegue il viaggio, arriva a Roma, San Pietro lo manda a Alessandria d'Egitto, li fonda un'altra chiesa, crea un nuovo vescovo e muore lì, viene seppellito. Questo è San Marco, questo è San Marco che noi conosciamo. A un certo momento, nei primi anni del cristianesimo, i cristiani, ovviamente seguendo le indicazioni, la parola di questi 4 evangelisti, cercano di dare a questa figura, o meglio a tutte le figure, un simbolo che potesse rappresentare velocemente. E seguendo qui a San Marco, i 4 evangelisti sono Luca, Matteo, Giovanni e Marco. Ognuno avrà un proprio simbolo. Se passiamo alla icona successiva, vediamo un po', basta la freccetta. Eccolo. Beh, volevo dire, all'Aquileia, alla fine, dalla chiesa a Permagora, il primo vescovo di Aquileia. Passi pure. Questa icona era riferita. Qua abbiamo, no, questa è Ermagora, passiamo quella dopo. Qua abbiamo i famosi 4 evangelisti, ognuno viene attribuito praticamente un essere vivente. Viene tratto dall'Apocalisse, l'Apocalisse ci racconta che a un certo momento Dio che sta nel cielo è attorniato da 4 esseri viventi, un bue, un angelo, un'aquila e un leone, e qualcuno pensa che queste 4 voci, che sono i 4 evangelisti che raccontano la storia di Cristo, potrebbero benissimo essere risimboleggiati da questi, diciamo, da questi animali. A San Marco viene attribuito il leone come sintomo materno. Ma perché proprio a San Marco il leone? Il leone. Allora qualcuno ha cercato di analizzare questo fatto. Infatti qua abbiamo San Ireneo che dice che Cristo è come lo è il leone. In effetti, ho detto prima che San Marco rappresenta la parte più intima di Cristo, la parte che vede la trasfigurazione da uomo a Dio. E questo è un significato. Qualcun altro invece ha attribuito un'altra origine del leone per rappresentare San Marco, perché il primo versetto di San Marco, del suo Vangelo, parla di San Giovanni Battista che nel deserto grida il nome di Cristo come un ruggito, cioè la voce di un leone. Poi ovviamente in terra veneta si è portata avanti la terza ipotesi, cioè quella che proprio essendo dormente in questo isolotto della laguna Veneta gli appare un angelo con le ali e l'angelo ha le sembianze di un leone, per cui i veneti hanno detto no, San Marco è rappresentato dal leone perché lui nel sogno è stato contattato da Dio proprio con queste figure. Questo è quello che succede a San Marco. Ma andiamo a vedere il San Marco veneto. Cos'è accaduto? Venezia viene fondata attorno al 400. Nel 700 i Longobardi, 780-790, vengono sconfitti dai Franchi, che erano stati chiamati in aiuto in soccorso del Papa di Roma, e i Longobardi spariscono. Avanzano in Italia, conquistano l'intera Italia, e arrivano fino diciamo, alle porte di fronte alla laguna. Non hanno le barche, cioè i Franchi sono dei barbari, non sanno navigare ovviamente, ma neanche pescare, per cui si fermano. Venezia nel quel frattempo, nei suoi primi 3 secoli o 4, ormai siamo nell'800, era diventata una lontana provincia dell'impero romano d'Oriente, di Costantinopoli. Costantinopoli andava fino sul Nord Africa, l'Italia occupava Ravenna, per un certo periodo ha avuto un capitale Ravenna, ma in quegli anni ormai si era talmente ritirata Costantinopoli che Venezia, che era stata bizantina, lo rimaneva di
non di fatto, ma di parola ancora, come non lo era di Franco. Ma cosa succede? Che i franchi, il Papa, fanno anche un assedio psicologico, cioè Noè, visto che con le armi non riescono a conquistare la città, cominciano a togliere il potere che Venezia poteva aver avuto con i bizantini. E il problema sorge proprio nel 827 a Grado, o meglio a Aquileia. Aquileia, voi sapete, era diventato un patriarcato della cristianità, patriarca che aveva residuto a Aquileia. Con l'arrivo di Barbari era scappato a Grado, il patriarca, e il patriarcato si era trasferito a Grado, che è un'isolota a quell'epoca, e che era nell'interno dell'interesse marittimo e anche commerciale di Venezia. Quando, passati i barbari, arrivati i franchi che si erano accomunati con il papato, cosa dovevano fare? Per togliere un'autorità religiosa, a quell'epoca il potere religioso era il potere unico, volevo dire, non uno di due poteri, era il potere unico, quando siamo nell'Ottocento, ha detto, beh, riprendiamo, portiamo nuovamente il patriarcato a Aquileia, che era sotto l'impero, praticamente. Toglivo una pedina ai veneziani, avere un patriarca in casa era una cosa molto importante, non lo ero più, e a Mantova nel 327 un sinodo decrassa il patriarcato di Grado a Semplice Chiesa, cioè li tolgono l'autorità religiosa e la trasferiscono ad Aquileia. Venezia è in crisi, perché questo è un discorso sembrerebbe puramente religioso, ma dove tutto il governo del mondo a quell'epoca è basato sulla religione, a un certo momento, che fosse l'imperatore che era cristiano oppure il Papa che faceva avere i suoi interessi, a un certo momento manca il commercio, mancano i pellegrini che portavano soldi, portavano notizie, cioè viene a mancare molto per Venezia. Accade un fatto: 31 gennaio 828, l'anno dopo, una nave arriva a Venezia con due commercianti, mi sembra, passiamo avanti, sì, eccolo qua, Bono Lavocco, e poi c'era il Torcello, con un carico strano. Questi qua erano dei commercianti, avevano una flotta di 10 navi ed commerciavano nel Mediterraneo, nel Medio Oriente, però non potevano commerciare con i musulmani, perché la Lega cristiana di quell'epoca aveva fatto seguito a Carlomagno e compagni, che avevano già fatto le guerre in Spagna contro i Mori, aveva detto nessun commercio con i musulmani. Questi, da buoni veneziani, tra virgolette, avevano detto che il vento era talmente forte che le navi loro improvvisamente cambiato strada, sono arrivate nel porto di Alessandria. Ma perché Alessandria proprio? Perché in quel momento il califfo di quell'area aveva dato ordine di tassare, aveva costruito una cantereggia, tassare la popolazione, cristiana e musulmana non ha importanza, e di depredare tutti gli monumenti dei loro marmi, delle pietre, per potersi costruire questo palazzo. Quando le navi veneziane arrivano, fanno i loro commerci, in un momento di confusione, certamente loro avranno portato merci che interessavano e avranno caricato merci che certamente interessavano a Venezia. Non è che sono lì per sbaglio, il vento proprio non ne sono veramente convinto. Ma tra le altre cose, questi due signori qua, da Malamocco e da Torcello, vanno a trovare, ovviamente erano molto fedeli, la tomba di San Marco, che era seppellito lì, e trovano due sacerdoti che costruivano questa tomba e si mostrano molto preoccupati. Hanno detto: ma signori, se le cose vanno come stanno andando in questo momento, arrivano i musulmani, ovvero gli uomini del califfo, distruggono la chiesa, rovesciano le tombe e anche i sarcofagi, e cosa facciamo? I veneziani, i bravi veneziani, hanno detto: ma facciamo una cosa, cari custodi, che erano ovviamente di origine greca, prendiamo il corpo, vi diamo un premio, lo portiamo a Venezia, dove centralmente San Marco sarà custodito, venerato, rispettato, avrà il massimo di onore. Vi convincono. Il problema è che ci sono i cosiddetti musulmani che assolutamente non volevano far contrabbandare niente che secondo loro poteva avere qualcosa di valore. E cosa fanno? Prendono il corpo di San Marco, lo avvolgono in un sacco, come qua si vede in un sacco, e lo mettono in una cesta, una grande cesta, coperta di carne di maiale. Trovi un posto? Prendiamo una serie di quelli lì. Qui fuori ci sono delle stelle.
e coprono di maiale, riescono a eludere ovviamente la dogana e lo caricano e portano a Venezia. Il 31 gennaio 828, dopo la batosta dell'anno precedente del Sinodo di Mantova che aveva portato via, arrivano a Venezia con questo corpo. Pensate, il corpo di uno di 4 evangelisti, una cosa straordinaria. Chi aveva un corpo? Nel Medioevo di questo valore. Voi dovete sapere che nel Medioevo la protezione veniva non certamente dalle medicine, e tanto molto spesso non dagli eserciti, se è protezione fisica. La protezione veniva dall'alto, cioè tutti invocavano, pregavano, per questo c'era questo grande favore di santi, di chiese, bisognava pregare per avere questo aiuto che veniva senz'altro da Dio. E ogni città cercava una propria, diciamo, reliquia a cui affidarsi. Di quelle città avevano reliquie di secondo livello, di terzo livello, ma quelle erano le reliquie più importanti, quelle che erano state a contatto con Gesù, cioè o che almeno fossero vissute nello stesso periodo di tempo, perché erano state in contatto con Dio. Più un santo era stato vicino a Gesù, più aveva un'importanza e più era conteso. Avere San Marco, un evangelista, è una cosa straordinaria. Per cui le cose a Venezia, sotto l'aspetto non psicologico ma reale, commerciale, anche di potere. Chi poteva mettersi contro a una città che aveva la protezione di un evangelista? Attenzione, città che avevano un santo inferiore potevano essere anche conquistate. Certamente quel santo inferiore lì non poteva garantire sicurezza. In conseguenza succede che Venezia improvvisamente ha questo. Ma cosa era accaduto a Venezia quel giorno famoso del 31 gennaio? Era accaduto che anziché andare i sacerdoti, il vescovo, a ricevere questa importante reliquia, è andato il doge, o meglio, allora si chiamava Luca. Il doge, un politico, che in religione proprio non c'entrava proprio niente. Cosa fa questo politico? A un certo momento va a ricevere con grande onore e se lo porta nella sua reggia, nel palazzo ducale, e lo mette nella sua chiesa, diciamo la cripta del palazzo ducale. Non è quello che vediamo adesso, attenzione, siamo nell'828. Ma questo cosa vuol dire? Che si appropria del corpo. Difatti San Marco non sarà il patrono di Venezia, lui è il santo del duca. I veneziani, che non volevano mai essere meno degli altri, anzi erano sempre un passo più avanti degli altri, della verità, ma dappertutto nell'economia, nel commercio e altre cose. E anche quando erano nati avevano messo prima, che non erano cristiani praticamente, avevano detto che loro erano stati fondati da Antenore. Antenore era quel troiano che insieme con Enea era fuggito da Troia, e Enea era andato poi in Africa e poi a Roma, e Antenore invece era andato sulle isole lì per andare a fondare Padova. Quando è passata la moda degli dei dell'Olimpo, ci sono arrivati i cristiani, cosa hanno preso? Siccome c'erano i bizantini che governavano in Italia, hanno preso un santo bizantino, che è il famoso Sant'Odoro, San Teodoro. Ma San Teodoro era un soldato che si era stato martirizzato all'epoca dei Romani e via di seguito. Ma i veneziani hanno detto no, questo nostro non è un soldato, è un generale. Infatti loro hanno il generale San Teodoro, che è la stessa figura che nelle altre città d'Italia, San Teodoro soldato, e anche in Licia e in Anatolia dove era stato martirizzato. Per questo hanno sempre un passo avanti, devono valorizzare quello che hanno. E il buon duca dice: non lo lascio in mano ai sacerdoti, San Marco al vescovo, lo tengo io perché valorizzo la mia figura. Siccome già era il principio di repubblica, valorizza la figura del capo della città, non era lo Stato ancora. Detto fatto questo, San Marco improvvisamente comincia a portare ovviamente pellegrini, favori. Lo stesso Papa si rivolge al doge perché ha San Marco in casa, dice: io ho dei problemi con l'imperatore, riesci tu a mediare tramite San Marco? E il Papa, cioè sei il doge, rimedia, fa fare la pace poi tra il Papa e l'impero, mi riferisco a Barbarossa in questo caso, e le cose vanno bene, però il santo resta del duca. I buoni veneziani continuano a rispettare come san patrono sempre San Teodoro, e vanno avanti così non per 10 anni, per 300 anni,
cioè praticamente dall'800 al 900 all'anno 1000 tu, pregando San Marco perché è forte, perché è vicino, è stato vicino a Dio, hanno sempre il San Teodoro. Ecco il motivo per cui San Marco fino all'anno 1000 è solamente uno dei tanti santi che stanno a Venezia, forse anzi il più importante, ma non è il patrono di Venezia, da cui ci si rivolge per avere un aiuto morale, spirituale o anche fisico in caso di guerra. San Marco resta lì, ma i tempi cambiano nella politica, ecco il discorso della politica. San Marco a un certo momento sparisce addirittura. Dovete sapere che verso l'anno 970 d.C., cioè dopo Cristo, siamo nel X secolo, anche lì, pur essendo una repubblica, una fazione non condivide la fazione che ha sostenuto il doge Candiano IV, nel 976. E assaltano il palazzo ducale, ne danno fuoco e bruciano il palazzo ducale, uccidono il doge, uccidono il figlio del doge, che era anche un bambino piccolo ancora, e si brucia anche la chiesa di San Marco. E San Marco sparisce. Non lo trovano più. Hanno cercato destra e sinistra e corpo di San Marco è sparito. Politicamente non era bello dire non avere più San Marco. Allora cosa fanno? Si impiegano 100 anni, dicono no, il palazzo ducale lo costruiremo con tranquillità, con calma, però facciamo una grande chiesa per San Marco. Lui c'è, dove sia non si sa, ma c'è. Per cui, per attirare e continuare a portare pellegrini, costruiscono quella grande chiesa che, tolto qualche pezzo che sarà aggiunto dopo con i cavalli, è quella che vediamo adesso in pratica, cioè in pratica la basilica di San Marco. E cosa accade? Però per far questo, attenzione, nel frattempo cambia anche il momento, diciamo, storico. Voi sapete che da lì in poi in tutte le città d'Europa nascono i comuni, cioè nel senso spariscono i duchi longobardi e anche quelli franchi, spariscono i marchesi, le marche, altre cose, e si costruiscono i comuni. Anche Venezia subisce questo, cioè Venezia non è che aveva un duca che è il doge, però era un duca non ereditario, cioè nel senso che poteva poi diciamo ereditare o lasciare l'eredità al ducato, veniva comunque eletto tra questi gruppi di famiglie che dominavano in questa città che non era grandissima in quell'epoca lì ancora. Cosa succede? Che a un certo momento i commercianti, in particolar modo i pescatori, cominciano a dire ma e noi cosa siamo? Vogliamo anche noi la nostra partecipazione. E nasce il primo consiglio, si chiamava concio. Questo concio rispecchia la volontà popolare. E cosa accade sempre in quegli anni di 1094? Che viene inaugurata la basilica e proprio stranamente, secondo quanto viene raccontato nell'unico libro storico di quell'epoca, il Traslatio Sancti Massimi, la traslazione di San Marco, che da una colonna buca il braccio di San Marco. Miracolo. Trova il corpo, ma a questo punto la gente, ecco il discorso che ho detto prima un attimo fa, dei commercianti, dei pescatori, non più solo di nobili o delle famiglie nobili, dicono questo è il santo nostro, è il santo di Venezia, e diventa copatrono con santo Todoro, che sarebbe Teodoro, diventa santo della città anche lui. In pratica cosa era accaduto? In effetti il libro non racconta di scontro politico, era iniziato nel 970, abbiamo visto con l'uccisione del doge e la sparizione la cosa si era propinata per altri 30-40 anni, ma in pratica è l'evoluzione della città che da ducato diventa quasi una comune, ma non fa tempo che diventa comune, perché questa figura di San Marco, e adesso entriamo nella vera storia di San Marco, diventa mediatore dello scontro politico. In pratica il duca aveva il suo San Marco, la popolazione vuole San Marco, benissimo, San Marco diventa quella un'entità che riunisce e concentra tutti gli interessi della popolazione. Cioè
È una cosa che veramente è straordinaria, ed è per questo che la Repubblica di Venezia è durata 1000 anni, perché non era ereditaria, non aveva una famiglia che dominava e finito l'ultimo esemplare di quella famiglia ne balzava avanti un'altra oppure faceva fuori la prima famiglia, come è successo a Milano, a Firenze, con i Medici di seguito. No, c'era sempre una figura, un essere, una convivenza, potremmo anche chiamarla, che mediava tutti gli interessi. San Marco è andato bene anche ma questo fatto lo si vede da un evento particolare che molto spesso, anzi direi che nel passato è stato pochissimo studiato, ma anche adesso delle volte vedo che c'è difficoltà da interpretare. La moneta, le monetazioni. Le monetazioni, lo sappiamo da sempre, sono il simbolo economico, commerciale e politico di una nazione, di una città, di uno Stato. I romani mettevano la faccia dell'imperatore, il busto dell'imperatore da una parte, dall'altra parte mettevano una divinità, poteva essere Venere, Giove, chi voleva, la quadriga, altre cose, ma quello che contava era l'argento che ci stava dentro, o il bronzo, la figura dell'imperatore che comandava e il palliativo della religione dall'altra parte. Nel 1056, siamo in capitolo prima, avete visto, tra il 976 e il 1094, qualcuno dice 1070 nel ritrovamento di San Marco, nel 1056 improvvisamente le monete veneziane cambiano modo di essere coniate, prima addirittura mettevano il nome dell'imperatore di Germania. L'ultimo è morto nel 1125 e porta il nome di Enrico V, Enrico IV, poi Ludovico Pio e altre cose. E voi direte, perché uno Stato indipendente, che era già lo Stato ducato indipendente, porta un nome di un imperatore tedesco? Ma lo facevano per interesse commerciale, perché quelle monete lì, con quei nomi lì, commerciavano in tutto il Veneto, la Lombardia e anche in Germania. Quando facevano i conti, li facevano i conti con quei solidi che erano moneta bizantina, cioè gli veneziani non è che sono così, sanno fare i conti bene. Da parte i conti con i bizantini e dall'altro i soldi con gli imperatori di Germania o di Francia o i Carolingi. Cosa fanno? Tolgono il nome dell'imperatore, lo lasciano, tolgono il solito simbolo di tutte le monete dell'impero che andava da Pavia a Berlino a Parigi, che da una parte aveva una croce, dall'altra parte c'era un tempio con 6 colonne. Prima cercano di cambiarlo mettendoci le colonne composte con le lettere di Venezia. Veneci, siccome c'era la lettera in più l'hanno messa sotto là. Poi improvvisamente tolgono tutto, cambiano completamente l'immagine della monetazione. Un po' se andiamo avanti, cambiano per quel successivo. E chi ci mettono? San Marco, il busto di San Marco, evento unico nella storia della monetazione, cioè mettere un santo che rappresenta una nazione. E ci mettono una figura, lo vedete molto schematizzato, ovviamente anche le lettere attorno all'edificio c'è scritto San S. Marcus et Venecia, che Veneciano vuol dire dei veneziani probabilmente, ma è eligibile, potrebbe esserci scritto qualche altra parola. Questa è la moneta che vede comparire per la prima volta la figura di San Marco. Praticamente San Marco entra in politica. Quante monete hanno i santi? Sì, la città del Vaticano, ma tutti gli altri avevano i santi perché erano i loro protettori, ma qua non c'è un nome di un imperatore, dove aveva un busto di un imperatore, c'è la figura di San Marco, dall'altra parte c'è la croce, sì, la croce, perché non le vedo, per cui di conseguenza devo dovuto contorcere. Ecco, e passiamo alla moneta successiva. Seconda moneta, abbiamo la figura, guardate bene, di San Marco, che consegna le insegne della città, un bastone alto, basta, ecco lì con la bandierina, e dietro c'è scritto anche SN Veneti, che non vuol dire San Marco dei Veneti, ma Veneticorum o Venetici, che lì non si sa, comunque si ferma lì la scritta, dei Veneti, e dietro si mette un cristo seduto su un trono a osservare cosa accade. Bene, anche questa moneta ha un suo, è la seconda che viene fatta, e questa viene fatta attorno al 1194, rappresenta
che cosa? Rappresenta un San Marco che è affiancato al Doge. Il Doge, lui non è più da solo come gli altri duchi degli altri stati, è lì, è in forma anonima, c'è solamente il nome suo, infatti questo Dandolo, si legge a sinistra Dando, non c'è una L, ma è Dandolo, Enrico Dandolo, e San Marco, San Marco e Doge, la consegna di questa autorità. Ma cosa è accaduto in questi 100 anni, in cui i tempi sono molto lenti, non sono veloci come adesso, tra la prima moneta e la seconda moneta? Era cambiato ancora il discorso del governo politico. Avevamo un duca, avevamo un comune con questo concio, con questo consiglio, e improvvisamente il Doge, un gruppo di famiglie, ribalta la situazione attorno a quegli anni lì e crea quella famosa serrata, cioè che chiude il numero delle persone che possono concorrere a governare la città. Cioè sono sempre votati, non c'è la famiglia. C'è un gruppo dove vengono eletti 40 elettori, anzi 4 elettori, poi ne cercano altri. Questi nominano 40 giorni devono cercare un altro nome, e via di seguito, c'è tutta una procedura veramente arabesca per poter arrivare a quale sarà il Doge che conduce la città, e lo farà abitando là durante. Ovviamente erano trovati tutti sugli 80 anni, duravano 2, 3, 4, 5 anni, qualcuno 2, qualcuno qualche mese, ma tanto per accontentare poi passava la palla a un altro. Questo fattore di queste monete, questo vuole rappresentare che a un certo momento il Doge, non è da solo, è affiancato da San Marco, il quale è l'intermediario tra Dio e il Doge che rappresenta il popolo. In pratica il Doge è eletto del popolo, che poi fossero solamente i nobili che lo dicessero, ma rappresenta il popolo, cioè una figura che nasce da sola. San Marco c'è lì, che dice: io ho il potere di Dio che sta sempre alle spalle, giriamo la moneta, lo vediamo seduto, passiamo anche all'argomento della Chiesa successiva, vedremo poi, e che governa per conto del popolo. Con la serrata le cose si capovolgono ancora di più. Se voi guardate, prima San Marco e il Doge erano affiancati, adesso San Marco, cioè il Doge, è inginocchiato. C'è il potere di San Marco che rappresenta Dio, quindi infatti vedete Dio, questa volta è anche benedicente tra altre cose, non è solo seduto, e il Doge rappresenta il popolo, ma in ginocchio, perché a questo punto vediamo che è San Marco che comanda. Ma uno dirà: ma sì, è la copertina di un giornale, la copertina di una moneta, poi chi comanda è sempre l'uomo. No, questo è il particolare della Repubblica di Venezia, che sarebbe discusso solamente una serata solo su questa trasformazione, cioè nel senso che i due protagonisti sono convinti, uno di rappresentare il popolo per volontà di Dio, ed è convinto che San Marco gli ha dato il potere perché è volontà di Dio, e il popolo è convinto di essere governato perché mi sono proprio preso un appunto oggi pomeriggio, perché dunque il Doge diventa mediatore dei bisogni della comunità. L'ho scritto io, l'ho scritto un libro qua, però mi ero dimenticato, l'ho scritto, e per cercare il bene comune di questa vita e nell'altra vita. Cioè il Doge a un certo momento, con questa investitura, non è solo il protagonista politico, ma diventa il protagonista religioso. Ma se voi andate a analizzare la storia di questi primi secoli, fino al 1200-1300, voi vi accorgerete che Venezia è convinta di essere imbattibile, perché è protetta da San Marco che è a contatto con Dio. Il Doge è infallibile, è lui che nomina i vescovi, è lui che nomina i sacerdoti, non è più il vescovo o il papa che nomina i vescovi. Lui veste i paramenti sacerdotali, le sue azioni sono le stesse azioni o molto simili a quelle dei prelati, cioè in pratica veste la figura politica e religiosa. Voi direte può farlo o non farlo. In realtà, se poi andiamo a analizzare questo potere che Doge va ad assumersi, però attenzione, il potere è relativo, perché lui è nominato dagli altri e non può neanche muoversi dal suo palazzo senza il consenso degli altri.
non può uscire da Venezia, non può leggere le lettere, non può scrivere le lettere, cioè avete capito? È una figura simbolica in mano a un santo che teoricamente dovrebbe essere simbolico, ma invece è il santo che comanda. Molte delle leggi veneziane sono tratte dal Vangelo. Il lavoro dei minori non è una scoperta nostra del Novecento, perché nell'Ottocento lavoravano tutti i minori nei minieri e altre cose, e i veneziani era vietato far lavorare i minori. Il rispetto per le vedove del soccorso, la cassa integrazione, quelle cose lì sono sviluppate in modo diverso, ma erano già nei loro principi, perché se voi andate a leggere il Vangelo, già nel Vangelo c'è questo aiuto, questa assistenza della vedova, del bisognoso, delle altre cose, cioè in effetti loro avevano provato, ma il doge e tutti coloro che lo sorreggono, forse escluso i sacerdoti che avevano da dire perché hanno perso molto potere ovviamente, lo condividono, ma dalla popolazione diciamo più bassa di Tieto ai nobili più alti. Ovviamente non tutti, poi ci saranno sempre eccezioni, ma adesso stiamo parlando in generale. Andiamo ancora avanti e dunque quando praticamente c'è, non ho neanche letto la scritta della moneta, che c'era quella di Zecchino lì, che è d'oro, che avete visto, è lo zecchino, allora non si chiamava zecchino, si chiamava ducato, oppure fiorino di Venezia, o ducato di Venezia d'oro, pesava quasi come un fiorino, anzi era il migliore del fiorino, per questo hanno conquistato i mercati. E poi lo chiameranno zecchino nel 1500 quando faranno una nuova zecca, e allora le monete usciranno anche davanti alla zecca nuova, c'era un edificio nuovo lì di fronte alla Basilica, di fronte al Palazzo Ducale, e lo cominceranno a dire è nuovo, ah sì, appena uscito dalla zecca, è zecchin, perché è uscito dalla zecca, proprio un termine molto creativo. Andiamo avanti. Ecco, vedete che a San Marco a questo punto è sempre raffigurato comunque non col leone, ma sempre in forma di santo, e in questo periodo in effetti ha una valenza pari a quella di San Teodoro, ma c'è un particolare, proprio quello della moneta, che nessuno prende in considerazione. Quando le navi partivano, le famose Mude o Muda, che partivano da Venezia e andavano verso l'Oriente, i veneziani organizzavano questi convogli di navi, trasportavano merci, ma li mandavano accompagnate da una flotta militare per difendere dagli attacchi dei pirati, i corsari e via di seguito, semplicemente barbareschi, scotti nel 600, ma avevano preso una buona abitudine di dire stabiliamo delle date, uno che vuole commerciare sa che il commercio, la partenza per andare in Turchia o in Libia o in Egitto o in Grecia è tal giorno, si organizzi con le sue merci, si prepari la sua nave, quella mattina, se il tempo era buono, tutto un intero convoglio fatto da decine di navi partiva, accompagnato da diverse navi da guerra. Allora erano ovviamente a remi, non c'erano i cannoni, ma c'erano i armigeri e altre cose, e facendo tutto il percorso poi tornavano indietro con altre merci sempre con le navi protette, si chiamano Mude. Per far partire, che deve essere stata una cerimonia straordinaria, vedere partire decine e decine di navi tutte assieme, armate e piene di merci, in viaggi che non si sapeva poi come sarebbero finiti, perché sappiamo benissimo che a quell'epoca il 70% delle persone che viaggiavano sulle navi moriva nel viaggio, cioè le navi affondavano, passavano una borrasca, una tempesta, uno scoglio, i pirati e altre cose. Cosa succede? Che si partiva e a salutarli c'era il vescovo, il doge, i commercianti, i papà, i nonni, i nobili, perché erano le merci che avevano imbarcato, e c'era una grande moltitudine, e c'erano le insegne. E allora c'erano gli insegni di San Marco, simile a quello che vedete adesso, Augusto, e gli insegni di San Teodoro. Il problema però è che la moneta chiarisce subito, ma alla fine a Venezia chi è che stava a pigliare i due santi? San Marco, perché anche se ufficialmente era solo un protettore, anzi un coprotettore insieme a San Teodoro, le monete viaggiavano, erano tutte con l'impronta di San Marco. Non esiste una moneta con San Teodoro in 1000 anni di storia di Venezia. Ci sono moltissimi altri santi, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio della Padova, ma la Madonna tantissime, ma di San Teodoro neanche una. San Marco su tutte. Comunque andiamo avanti, cominciamo a vedere. Allora abbiamo finalmente Leone, lo vedete su una moneta. Leone, il primo leone nella Repubblica di Venezia,
1316-17 a Capodistria, sopra il Battisterro. Viene scomparso, siccome il Battisterro è stato restaurato, per quello si data al 1317, hanno messo un leone rampante, cioè un leone con l'aureola che senz'altro rappresenta il leone del San Marco, perché i leoni sinceramente sulle monete ne erano già comparsi aquile, cavalli, schieramenti di grandi imperatori, erano tedeschi, erano tutti lapida già da allora, ma di leoni con l'aureola non aveva mai visto nessuno. È fuori discussione che il leone con l'aureola è il leone di San Marco, si fa riferimento a San Marco, non c'è niente di scritto che dica questo, però è ovvio, siamo a San Marco, ha l'aureola, dunque attenzione. Voi vedete che San Marco vendi, anche lì il famoso T che sta per Venetiarum o Veneticum e altre cose, e c'è il leone che porta la bandierina. La bandiera di Venezia in quell'epoca lì è ancora una bandiera fatta con una croce, come quella bizantina. Quella era rossa e oro, quella veneziana era, andiamo a vedere avanti se per caso vediamo, non era azzurra e oro, la croce d'oro su un fondo azzurro. E abbiamo beccato un momento. 20 anni dopo, dunque siamo molto veloci, 1317, 1329, quella di prima che era un soldino d'argento, questo è un tornesello che era una moneta per commerciare con le isole greche, loro avevano una moneta che si chiamava tornese, i veneziani fanno una moneta simile, è uscito il tornesello e ci mettono sopra la croce, c'è sempre, in questo caso perché così ricordava i torneselli francesi che commercio, e e ci pone un leone che questa volta ha le ali, avete visto, e anche del Vangelo, dove chiaramente 10 anni dopo l'hanno perfezionato. Attorno ci scriveranno sempre San Marcus Venti, però questo ha ancora una precisazione: San Marcus Vexillifer, cioè San Marco porta bandiera. Il vessilifero, qua abbiamo il rappresentante di Militi, è quello che porta il vessillo. Cioè, San Marco in questo caso non è chiamato come San Marco dei Veneti, è portatore della bandiera dei Veneti, vessilifero. Andiamo avanti sull'altra. Ma avete visto che a questo punto c'è proprio l'entrata in politica del leone del San Marco. Fino adesso avevamo visto San Marchi, prima non c'era, poi c'era solamente quel busto, adesso dopo 300 anni cominciano a comparire il San Marco con il leone. Qua un'altra bellissima monetina, questa era stata fatta per Padova, e questa qua è per Padova, Agostino Barbarino, siamo già alla fine del 400, ma è bella perché Santi Marcus Veneti, come sempre, ma la bandiera non è, porta 3 palline, stranamente, e qua comincia la grossa confusione delle bandiere, perché in pratica San Marco Leonino, cioè diciamo, comincia a prendere sempre forza sulle monete, probabilmente anche sulle chiese, sugli stemmi delle città dove venivano scolpiti, però la bandiera a questo punto qual è? È quella con la croce bizantina di prima oppure cambia? E qua ci sarà un primo segnale di confusione. In effetti a me risulta che non esista un decreto legge della Repubblica di Venezia che scriveva e decretava tutto in merito alla bandiera, cioè quando parte la bandiera con il leone. Ecco la famosa bandiera, quella civile. Questa è la bandiera, diciamo, normale. Quella che noi vediamo rossa, no, perché vedevo là, scusami, passo pure avanti. Ecco qua, vedete, e questa è la bandiera azzurra e oro, che è la bandiera della Repubblica di Venezia, e chiamiamola civile, quella che teoricamente avrebbe dovuto sventolare sui pennoni delle varie città. In realtà, quella che viene adottata spesso e volentieri è quella rossa, che abbiamo visto anche nel libro, vedo che avete sulle mascherine, che sarebbe stata la bandiera da guerra, cioè della marina militare veneziana. Forse perché era più affascinante, colpiva di più. Comunque su tutte le navi c'era quella rossa. Nell'entroterra, nei dipinti che io ho visto, non sempre vista rossa e raramente azzurra. Non erano codificate. Non erano codificate. Infatti avete visto prima che il leone portava
una bandiera a pallini, più pallini a Padova, forse voleva rappresentare il simbolo della città di Padova, non lo so perché avevano il carro, i ferraresi avevano un carro con 4 ruote, non capisco, comunque è un po' incerto. Finalmente abbiamo la prima grande moneta, questo qua è un ducato veneto da 124 soldi con un bel leone e sempre con questo Musumenti che ci lascia stravincente cosa devo dire, dove abbiamo il classico leone con le zampe posteriori nell'acqua, nel mare, avete visto che ci sono le onde, le zampe anteriori sulla terra, il libro del Vangelo, le aureola e le ali. Non è quello che vedrete in piazza, non dico a piazza San Marco, ve lo dico subito, se vi ricordate, questo qua è il classico leone che vedete magari nelle circolazioni o sopra le porte. Andiamo pure avanti. Qua ecco, ho voluto porre, vedete che mi sono soffermato sulle monete, perché, a parte la mia passione, perché poi ho avuto anche delle grosse discussioni con degli storici, perché in effetti la moneta è quella che porta visivamente ed immediatamente il senso politico e storico di quel momento. La moneta la fanno 10 anni dopo un evento, la moneta porta il messaggio di quel momento. Adesso fanno quelli commemorativi che ricordano cosa è successo 100 anni fa oppure 30 anni fa, però allora si usava dire questo è il momento, questo è il momento, così la penso in questo oggi, per cui la moneta rappresenta il mio pensiero, l'evento. Qua abbiamo ecco, questa modella è un po' il simbolo di tutta la storia di San Marco. Vedete Cristo alle spalle, che è ben identificato con quella XC, San Marco, che è ben identificato con quella SR sopra, e il Doge, che non è identificato solamente con Benedicti, Popum, Signore, Antonio Grimani e il nome del Doge di quel momento. Questa moneta riassume con quelle tre figure che comunque troviamo sempre nelle monete davanti di Eco divise il potere che sta a Venezia, il governo di Venezia, dov'è che poggia? Sono Cristo, San Marco e il Doge. Doge rappresenta tutti. Guardate che i Dogi erano inflessibili. Se un suo parente commetteva un reato non era risparmiato. Vi racconto brevemente un fatto. Allora, c'era un nobile che all'Alessandria dell'Egitto gli faceva limare le monete d'oro, i zecchini, ma pochissimo, ma contante che ne aveva, alla fine della giornata ne metteva via dell'oro. Un giorno un mercante ebreo va dal procuratore veneziano che stava lì, tipo console ad Alessandria, e dice: guarda che ho ricevuto uno zecchino che è stato limato poco, ma è limato, chi te l'ha dato? Quanto nobile? Ah, che quello lì, quello è parente del Doge, cugino, ma avevo nipote addirittura. A chiamare, però questo quando ha sentito la chiamata ha preso la nave da Venezia, ha mandato la comunicazione a Venezia, cioè la sede a Venezia e fugge. Passano 10 anni, 15 anni, 20 anni, la moglie che è parente del Doge continua a dire: ma che, controlliamoci il peccato, ha restituito il denaro, avete trovato tutti i soldi, l'ebreo è morto e ha avuto un rimborso, come il reato l'ha commesso. Conclusione: cambiano Doge, questa qua, guarda, la moglie è sempre abitata con un Doge, dice: farlo venire qua, casomai ci penseremo. Manda un telegramma, perché c'è il telegramma, una comunicazione all'Alessandria dell'Egitto. Questo parte con la nave, arriva a Venezia, come smonta, ci sono le guardie, arriva a Venezia, no? E allora la condanna, siccome era un nobile, le hanno solamente tagliato le mani, barbato gli occhi e messo in carcere. Trattamento di favore questo, che hanno fatto. Ma questo succedeva comunque, poi avete anche voi nella vostra storia sentito parlare di persone che hanno avuto la testa tagliata o altre cose, ma nobili e altre cose. Comunque le leggi non venivano mai evase, cioè tutto veniva rispettato, anche perché ogni 2 anni i magistrati venivano cambiati, i zecchieri lo stesso, cioè non c'era uno che stava lì, solo il Doge poteva restare in vita naturale, fino a morte praticamente, non poteva fare niente. Andiamo pure avanti. Ecco, io sto parlando. Posso fare una domanda? Sì. Se può chiarire, che non si capisce mai bene perché è stato decapitato Marin Falliero il Doge. Oh mamma mia,
gossip questo qua, nel senso che Marin Faliero, poverino, non andava d'accordo con, cioè Marin Faliero faceva il doge, però non andava d'accordo con altre famiglie, e qualcuno aveva sparso una cattiva voce su di lui, brevemente, e aveva una moglie, lui aveva una certa età, ma aveva una moglie molto azienda, molto giovane, e qualcuno aveva cominciato a ridire sul comportamento morale, chiamiamolo così, della moglie. Lui si è incavolato e dunque ha detto, forse c'è un signore che dalla bella mujer, bravo, lo dica lei, lo sa. Non mi ricordo, detto comunque dice dalla bella mujer, tutti la gode e lui la mantiene. Sì, esatto. Esatto. C'era questo detto e ovviamente lui si era incavolato con lui perché era arrivato ovviamente con questo fatto e aveva cospirato di far fuori questi giovani che stavano canzonando questa, perché erano sempre delle famiglie ovviamente avverse, e qualcuno ha detto che stava complottando contro la Repubblica perché ovviamente i membri del Maggior Consiglio erano rispettati, di conseguenza è stato messo sotto accusa, condannato a morte e decapitato. Questo è l'unico caso del doge, ma non è che c'era un motivo politico sotto, o forse familiare nel senso di lotta tra famiglie, però uno di quei che lui aveva fatto arrestare, che voleva farlo uccidere perché lo stavano canzonando, sarebbe diventato doge poi, non successivo, spiegato dopo sarebbe diventato solo doge. Andiamo pure avanti. Questa, sto parlando prima, facevo riferimento alla fede del leone, che rappresentava anche la fede intima dell'esercito, della nazione e dello Stato, perché se voi guardate la scritta, questa moneta è stata coniata nel 1570 durante l'assedio di Famagosta, il famoso Bragadì che hanno stellato vivo i turchi dopo essersi arreso e hanno ucciso tutti gli altri veneziani. Ma loro, finché hanno resistito per quasi 2 anni assediati, avevano coniato, non avendo rifornimenti dalla madre patria, hanno dovuto coniare anche le monete. Si sono coniate le monete con un'impronta del leone, come sempre, e attorno, però qua, la scritto la fede dei Veneti è incrollabile. Sì, perché se no avessi avuto il braccio, sarebbe stato via e la fede dei Veneti è incontrollabile, benissimo. Allora, ho fatto questo tanto per dire le cose, ma se vai avanti, gentilmente, grazie. Ecco, questa è la moneta coniata dopo la battaglia di Lepanto, siamo sempre lì, praticamente, 70, 72, 73. Questa moneta è un ducatone, d'argento 24 soldi, dove c'è la flotta navale veneziana e ovviamente c'è la dedica a Santa Giustina, che è la santa che si ricordava nel giorno della battaglia del 6 ottobre 1571. Ma guardate bene la figura dall'altra parte, abbiamo San Marco, questa volta in forma leonina, che consegna visivamente, non è il busto o il santo in persona, gli segni della vittoria e del comando, che porta l'immagine del leone sulla bandiera. Cioè è la prima volta che abbiamo effettivamente un documento ufficiale che riporta la figura del leone sulla bandiera. La vedete quella bandierina? Ecco, poi questa qua, durante la famosa guerra del 1600 per l'isola di Candia, che è durata la bellezza di 20 rotti anni, 24-25 anni, dal 1640 al 1660, dove i veneziani hanno resistito, pensate, 2 decenni e mezzo sull'isola, erano 9.000 contro 180.000 turchi, e vediamo un'immagine strana, perché nessun luogo è codificato che il leone porti la spada. Ogni tanto abbiamo visto anche sulle strade il segno del leone, sui muri qua ultimamente, con la spada. Non è che è il leone in guerra. Lì, Coronelli hanno fatto quella stampa lì a ricordare l'isola di Candia, il regno di Candia, e ha messo la spada, ma non è che volesse, almeno ufficialmente, dire siamo in guerra. Passiamo qua avanti. E lo stesso a Candia hanno coniato in questo caso le monete di soccorso, chiamavole così, che poi avevano garantito che quel giorno che sarebbero stati liberati li avrebbero cambiati in monete veneziane,
E il Doge, ecco qua, c'è scritto Candia, che è l'isola di Creta, Candia, San Marco, e abbiamo il leone con la spada. È l'unico caso in cui ufficialmente e non commemorativamente abbiamo la spada. A parte un altro caso, però è vittorioso, segui. Ecco, qui vi sto illustrando delle immagini relative a San Marco in forma leonina, proprio perché capiate che questo percorso, che è stato lungo per arrivare a San Marco con le ali e con il leone e per arrivare al nostro monumento in Piazza Armino. Ecco, qui abbiamo una bellissima osella che mi è sempre piaciuta perché dice molte cose, ma a me mi interessa mostrare, è del 1685, e quando i veneziani hanno conquistato il Peloponneso, cioè la parte meridionale della Grecia, quelle scritte in greco di Corone. Corone, insieme a Modone, erano le due penisole, sai che la parte della Grecia è fatta con una mano, con delle dita, le due dita estreme, sulle due punte, c'è Corone e Modone. I veneziani li chiamavano gli occhi della Repubblica, perché tutti i commerci passavano davanti a lì per andare verso Venezia. Per cui queste due fortezze, una sulla punta, cioè la penisola e verso l'altra, verificavano, facevano un po' talogana per le merci private, ma se erano esercito o navi nemiche le segnalavano. Questa è la conquista di Modone, di Corone, dove c'è il leone con la spada che sconfigge i turchi a cavallo che stanno scappando. Questa è una cosa, su questa battaglia qua c'è tantissimo da raccontare, perché i famosi Marines italiani Marò, i primi quei risultati sono stati ideati dalla Repubblica di Venezia perché per conquistare quella fortezza lì, che era inavvicinabile con le navi e anche col tiro delle cannonate, hanno creato un corpo speciale che è salito sulle scialuppe, si sono avvicinati di sotto le mura, sono sbarcati e con quel leone lì, con quella spada, hanno sconfitto praticamente i turchi o gli ottomani. Ecco, questa è poi a Corone, poi siamo avanti adesso, raccontiamo adesso. D'altra parte, sempre San Marco consegna. Dovete sapere che prima di iniziare ogni battaglia i veneziani era in uso fare la messa, vuol dire la messa, ascoltare la messa, usate il termine che volete. Dopodiché avrebbero fatto la battaglia per il grido viva San Marco. La seconda, finita la battaglia, se era vinta c'era un ringraziamento. Cioè avete capito che c'era tutto questo movimento anche alle spalle di religione e di fede più che religione. Non era il giorno di facciamo la messa, diciamo il rosario e abbiamo chiuso. Cioè erano convinti di quello che facevano dai generali ai soldati. E a proposito, per esempio mi ricordo che non l'avevo letto, ma lo racconto anche sul libro mio, che c'è stato uno scontro navale e il comandante del Leon Trionfante, che era la nave ammiraglia della flotta veneziana che combatteva con l'ennesima guerra contro i turchi, ne hanno fatto 7 di guerre, non di battaglie, di guerre, è stato colpito a morte. E anziché dire viva non so che cosa, ha detto ai soldati marinai che stanno combattendo corpo a corpo su queste navi, diceva vade che San Marco ne parla, combattete, cioè San Marco vi guarda, cioè nel senso che veramente era nel pensiero dei cittadini, della popolazione, ma anche dei soldati e anche del Doge. Non vi racconto le storie del Doge. Oppure questa qua è bellissima, no, torno indietro perché non l'avevo anche vista, anche questa moneta qua che è un leone, tanto cominciamo già a chiamarlo leone, la moneta si chiama leone. Per il Levante, cioè per il commercio Levante, al di là della figura classica del Doge, abbiamo un bellissimo leone che porta nelle zampe anteriori la palma della vittoria e il crocefisso della fede, ma vittoria e fede, cioè dobbiamo essere convinti che il nostro deve essere un vivere nella fede per essere vittoriosi. Anche qua, questo per esempio è la rosella di un Doge che è stato eletto Doge e per ringraziamento sulla sua moneta commemorativa ha fatto incidere Sir Racordis, cioè il leone che è nel mio cuore, cioè nel cuore nelle stelle, cioè nel senso che il suo cuore è nel leone e le stelle sono per lui il leone, il crocifisso, cioè la fede nella Repubblica. Sì, qua abbiamo, bellissima, ecco,
sono degli episodi che sono raccontati dalla moneta. Qua abbiamo il San Marco, guardate un po', che sta inconsegnando una spada alla Repubblica di Venezia, che è inginocchiata, non è doge. E ha un significato, dice la scritta della Reptum Judicium Divo, vuol dire preferisco il giusto giudizio. Questa moneta racconta un pezzo di storia. Paolo Sarpi, non so se qualcuno di voi lo ricorda, era un sacerdote che aveva timato, un po' legiferato il comportamento dei veneziani, sempre della fede di Cristo, era domenica, non mi sembra, erano frati. Cosa succede? Che a un certo momento ci sono due sacerdoti, uno anche poi vicino qua dalle nostre parti, che commettono due reati, reati civili. Uno deve aver approfittato di una donna e l'altro deve aver frodato il fisco, due cose distinte. E la Repubblica di Venezia, anche se sono sacerdoti, li mette in processo per ipocrisia con un tribunale civile. A quel punto da Roma interviene il Papa, dice no, sono sacerdoti, per cui dobbiamo giudicarli a Roma. Posso dire, se questo parte da Venezia va a Roma o da Vicenza, lo trovo uno, se abitavo dalle parti di Sant'Orso, dalle parti lì, e a Venezia dice il reato è stato commesso nella Repubblica di Venezia, i giudici veneziani, è ovvio, vedete che non è questione di religione, è questione di potere. A un certo momento Venezia si oppone, ne nasce quasi una guerra, interventi della Francia, della Germania, dell'Inghilterra, cioè tutti i più grandi stati. Perché? Perché il problema è che il Papa vuole fare guerra a Venezia. Venezia, se fosse quel Papa, che pur venga, tanto noi abbiamo San Marco e diciamo sempre, di conseguenza venga pure avanti. La conclusione poi verrà dopo un paio di anni, perché? Ma in quel frangente del 1606 nasce proprio una disputa veramente a livello internazionale, con interventi con dentro del re di Francia, dell'imperatore di Germania, di Austria e altre cose. E la cosa si concluderà, per modo di dire, i veneziani che avevano fatto non consegneranno i due prigionieri non al Papa ma ai francesi, i francesi li manderanno a Roma li assolveranno, e però in quel frangente vi dico che a livello economico e commerciale è stata una cosa spaventosa. Il Papa ha, per prima cosa, scomunicato tutti i veneziani il doge, per cui i sacerdoti dovevano obbedire a chi? A Roma, dove c'era il Papa, o al patriarca di Venezia, che era veneziano, che era lui che nominava i sacerdoti. E ora succede che vi racconta un fatto semplice: il vescovo di Padova dice non fa la messa. Arriva ovviamente il governatore di Padova veneziano, il quale dice come mai stamattina non fai la messa? E domenica dovresti farla? E dice sai, io ho il problema del Papa che l'ha scomunicato voi, va a finire che scomunica anche a me. State attento a una cosa, io ti do solo un'informazione. Ieri si è riunito al Consiglio, è arrivato lo Spirito Santo e ha detto che se non fai la messa stamattina ti tagliamo la testa. A Bergamo, stesso anno, stessi giorni, stessa cosa. Naturalmente il vescovo viene portato a fare la messa accompagnato da due soldati veneziani e entra in canonica per vestirsi, naturalmente esce dalla porta di dietro, viene catturato, comunque preso, riportato e fatta la messa, per dire gli estremi in cui si era arrivati. E è arrivato è stato il momento in cui a un certo momento i veneziani hanno detto basta, non possiamo più, hanno cacciato tutti i frati e hanno espropriato tutte le proprietà dei frati, di gesuiti in particolar modo, c'erano un po' di gesuiti e li sento. Poi alla fine, 50 anni dopo, sarebbe arrivato un papa veneziano a Roma, per cui si sarebbe tornato a fare la pace. I veneziani avrebbero rivenduto i seminari ai gesuiti, cioè prima li hanno sequestrati e adesso ti diamo di ritorno ma mi devi pagare, cioè nel senso di fare questi sempre veneziani. E questo tanto per dire questa Osella. Lì c'è un fatto, a un certo punto Venezia, quella spada lì non era una spada qualunque, era una spada che era stata donata dal Papa nel 1177 per ringraziare Venezia perché aveva fatto fare la pace con Barbarossa. Siccome aveva detto il Papa che avevano proposto ai veneziani ma cosa volete in cambio del lavoro che avete fatto? È l'unica volta che è andato un Papa e un vescovo e un imperatore a Venezia per fargli fare la pace. E dice guarda, non vogliamo niente, vogliamo una spada d'argento donata da terra, delle campane, un anello
poi delle trombe, ha tutto lì. Allora, l'anello, il famoso anello si posiziona nel mare. I veneziani hanno cominciato a sposare il mare. Ma cosa voleva dire per i veneziani sposare il mare? A proprietà, cioè la moglie, la sposa era il mare. Dunque i beni della sposa diventavano i miei beni, ma il mare a partire da Venezia andava fino a Costantinopoli, vuol dire che loro avrebbero avuto potere sul mare Adriatico. Infatti da quel momento cambia nome, diventa mare del Golfo di Venezia. La spada viene rinfacciata dal Papa, dice: ma hai detto che tu hai la spada della giustizia, se io condanno delle figure che hanno commesso dei reati, perché tu mi lo impedisci? Dove sta la giustizia? Ecco la frase sotto, è rivolta al Papa, cioè dopo le campagne d'argento. Una cosa interessante, perché il Doge è sempre, se voi lo osservate nei dipinti, è sempre coperto da un ombrellino. Lo avete presente? L'ombrellino per gli storici antichi era il simbolo del potere di Dio, che e in questo caso il Papa ha l'ombrello sopra la testa, e dell'imperatore. Venezia ha voluto l'ombrellino, è l'unico capo di governo di tutto il mondo che, tolto l'imperatore e tolto il Papa, ha diritto ad avere l'ombrello sopra la testa. Tanto per fare un esempio, avete visto con che stupidaggini anche queste, però avevano un significato molto valenti, e loro le hanno scritte queste cose, e se sono diventato ogni volta capitava l'occasione per rinfacciarlo. Per cui si erano fatti di diritto i diritti che gli altri avevano concesso. Quando vi dico che le monete riassumono storia, e in una immagine c'è tutto, ecco, anche questa è sempre, riflettiamo 1620, subito dopo la storia di Paolo Sarpi, che vedete questa moneta qua, diciamo Unia Deo Patria, c'è a un certo momento tutto per Dio e per la patria. Vedete Gesù Cristo, e a fianco di Cristo si mette in campo di stelle che sembra il leone. Il leone è la Repubblica, cioè lo Stato Veneto. Bene, passiamo verso la fine ormai, tanto per mostrarvi il fatto dei grandi salti, quando c'è la presenza del leone che è rappresentativo dello Stato. Qua siamo a metà Settecento, c'è una sequenza di tre uselle che raccontano tre stati d'animo in 3 anni diversi, consecutivi, dove Venezia, siamo a metà Settecento, è in declino, cioè lei ha vissuto dei momenti gloriosi. 1500, 1600 ha fronteggiato imperi, da sola si era sentita diciamo, il difensore della cristianità, perché quando c'erano queste guerre va bene che loro perdevano interessi, perdendo Creta, perdendo Cipro, perdevano lì, ma in pratica era la punta che stava nella pancia dei musulmani, la Venezia era cristiana e la professava la cristianità. Si vantava di avere più chiese di Roma, di avere più santi e i reliqui di Roma. Se in effetti si fosse andato a contare le reliquie prima che arrivasse Napoleone, ne aveva più di Roma. Questo fatto aveva dato una forza di carattere estremamente potente, non c'era discussione che nessuno poteva competere, e per questo che si è mantenuta a un certo periodo. Però nel Settecento ci si sta avvicinando a un cambiamento di pensiero globale generale. Di conseguenza cosa accade? Che Venezia non ha più i supporti su cui puntare. Ha sì dei momenti di esplosione di intelligenza, di capacità musicale, artistiche e altre cose, perché i soldi li sapeva spendere bene, ma il problema è che ci vogliono anche i cannoni, ci vogliono le navi. Il commercio era tutto verso l'America, era stata scoperta l'America. Nel Settecento le guerre si facevano tra olandesi, inglesi e francesi per conquistare l'isola di Giava o l'India o il Canada. Venezia era ridotta male, non aveva la forza. Cosa succede? Che anche l'impero austriaco comincia ad avere delle pretese. E cosa vuole? Sempre religiose, si parte sempre dalla prima parte. Dice, il patriarcato di Aquileia governa diocesi che stanno in Austria. È vero, quando è nata Aquileia governava anche l'Istria come sotto aspetto religioso. L'Istria parzialmente era ancora veneziana, ma Trieste, Gorizia, tutto il Friuli, quella parte lì era in mano ancora all'impero austriaco.
Maria Teresa, e questi cominciano a farsi forti e dicono: noi vogliamo un nostro patriarcato. Ne nasce una disputa: ma come? San Marco non ha lavorato qua, è veneziano da un centinaia d'anni, è un discorso puramente religioso, non politico. E altre cose, Maria Teresa si punta, dice: voglio l'indipendenza religiosa dell'Austria cattolica. Il Papa si trova di fronte a una situazione imbarazzante, perché gli austriaci sono cattolici, forse più viventi anche sotto certi aspetti, non ha il coraggio di dire no. Ora, nelle tre immagini viene chiamato in causa sempre San Marco. Ecco là, non è più quella veste leonina, ma in veste di santo, il quale dice: state tranquilli che so che Achillea era mia e tutto il resto vedo. Nel primo anno. Nel secondo anno ci penso un attimo, passa avanti. Nel terzo anno dice: mi rivolgo a chi sta sopra di me, che non posso scompare Rosella, e vengono qua, e vedete i raggi dell'Altissimo, che dice: mi rivolgo a lei, porta pazienza a Venezia. C'è il nonno inginocchiato con un leone arrabbiato di dietro a San Marco, e dice: porta pazienza. E infatti il Papa decide, per la rottura del patriarcato di Aquileia, che manterrà il governo per quelle diocesi che stanno nel Repubblica di Venezia, e costituirà un patriarcato a Gorizia per l'impero austriaco. Ecco, Venezia diplomaticamente è sempre bella. Qua si fa rappresentare una bella donna, e dall'altra parte metti il leone non più guerriero, non più audace, ma lo metti in bella posa, come qua nella fotografia ricordo. C'è un leone bellissimo lì, rampante, però più racigno, più avanti. E quel che è peggio, guardate cosa succede dopo 10 anni, c'è un leone che stranamente, quando l'hanno fatto, non hanno capito probabilmente che stavano disegnando la realtà. Cioè Venezia che è in decadenza completa, c'è il aspetto morale in particolar modo, dove sembra che il leone si rivolga indietro a guardare i bei tempi quando era un vero leone che combatteva con la spada in mano, e invece lì col libro quieto, invece si rivolge indietro. Ma se guardate la data, 1769, mancano 20 anni della rivoluzione francese. Venezia, come ho detto, sta vivendo un bel momento perché ha i soldi, ma non è più la forza politica che c'era prima. Cioè il leone di San Marco politicamente è molto decaduto. Infatti io passerò alla successiva, che è l'ultima, con cui abbiamo chiuso la serata, dicendo che a un certo momento arriverà Napoleone, proprio l'ho chiamato in causa la rivoluzione francese, 1797. Il nostro bel leone, come mi chiedeva signor Gaspari, verrà abbattuto, quello che stava in piazza, perché il nostro leone stava in piazza davanti all'ingresso della biblioteca, Sala Convegni, insieme con un altro colonna, con Paolo, quello stendato, e il 12 maggio 1797 Venezia si sente sparare un colpo, si arrende. Sono stati i pascoveronesi, che sono gli unici, qua c'è un rappresentante, che hanno combattuto per un po' di giorni su tutta Verona pratica. È stato l'unico caso che qui hanno combattuto. Dunque, in realtà tutta l'Italia ha combattuto contro Bonaparte. Sì, ma no, in quel momento. Per il Veneto, diciamo che quella di Verona, che è la più importante dell'Italia centro-settentrionale, quindi anche del Veneto, è quella che assorbe tutto. Però insieme col Veneto, con Verona c'erano anche collegamenti con quelle di Brescia, con quelle di Bergo, le vallate bresciane, bergamasche, e anche parte del Vicentino. Per dire la verità, per esempio, la zona di Asiago intervenne militarmente a favore dei veronesi. Ho capito. Ecco, tanto per dire che il 12 maggio 1797 la bandiera di San Marco veniva marinata in piazza Venezia. Però, aggiungo, si sa da tempo, però solamente ultimamente si è portato avanti un fatto, non dico inédito, perché è accaduto ovviamente 200 anni fa. A Perasto, non so chi c'è stato, ma io ci sono stato, per 2 volte anche, c'è una località vicino a Cattaro, sul golfo di Cattaro, in fondo all'Adriatico, che adesso fa parte del Montenegro. I veneziani non hanno abbassato, cioè la popolazione non ha abbassato la bandiera e l'ha tenuta alzata sulle navi che erano in gara e anche sulle mura fino a giugno del 1797, e il carne sta lì. E quando
Venezia è stata ceduta agli austriaci, perché occupata dai francesi, ma è stata ceduta almeno tutta la parte della Dalmazia agli austriaci, sono entrati ovviamente facendo valere i loro nuovi diritti. I veneziani non hanno combattuto, cioè gli abitanti di Perasto, di Cattaro e anche delle Pocche, ma hanno celebrato, con ormai gli austriaci in vista, una processione, un funerale veramente straordinario. Io l'ho riportato quasi intero nel mio libro perché lo sono riletto la parte che non ho riportato, ma è una cosa fantastica, sentimentalmente molto emotiva. Dobbiamo considerare che tutta la popolazione intanto si è radunata, c'erano 19 chiese con tutti i sacerdoti, hanno fatto una processione, hanno ammainato la bandiera dal torreone più alto delle mura, le navi in Irada hanno sparato 21 colpi di saluto a salve e poi tutta la popolazione intera, come il capovastro, chiaro così, Podestà, sono arrivati nella chiesa principale, hanno fatto una grande cerimonia, hanno baciato tutti la bandiera ripiegata e posta su un vassoio d'argento e l'hanno seppellita sotto l'altare maggiore questo accadeva a metà agosto del 1797. In pratica, quando dicono che la bandiera della Repubblica è stata ammainata il 12 maggio, possiamo anche aggiungere che effettivamente per altri 3 mesi quella bandiera lì ha continuato a sventolare, diciamo, sul costo dell'Adriatico. Basta, io spero di essere veloce, ma per spiegarvi qual è stato il momento in cui San Marco, da santo in carne ed ossa, è diventato, diciamo, santo nel nostro territorio, con l'immagine del busto, quando è diventato rappresentato dal leone e quando alla fine è caduto, ma che sono riuscito, forse ci vuole tantissimo tempo, a spiegare come in realtà questa figura non è una figura puramente simbolica, cioè oggi metteremo su sabato o domani leone, lo guarderemo con una certa differenza, ma pensate che per quasi dal 1404 al 1797 sono, facendo sempre su 600, 4 secoli, 400 anni, muovendo qualcosa poco, e effettivamente è stato un simbolo di garanzia legale, di politica onesta, di libertà religiosa, perché tutti potevano avere quello di qualsiasi, diciamo, religione, e poi in aggiunta, diciamo, di onestà anche, onestà governativa, onestà governativa. Buon auspicio per il nostro leone, buon auspicio. Sì, va bene, buon auspicio per i prossimi che verranno anche.